Allora, squadra in campo per questo secondo quarto di finale della serata. Sul campo 1 Edil Muggia, pronto a dare il calcio d'inizio contro Brada Impex, orfana quest'oggi di Denis Godeas, ma insomma non mancano certo i pezzi da 90 alla squadra di Dino De Panfilis. Fischia Carlo De Panger, arbitro, gruppo arbitri Coppa Trieste. Fischietto di questa sfida. E possesso palla, primo possesso palla per Edil Muggia, subito con Montebugnoli, protagonista giusto ieri sera di una grande partenza dei suoi. Squadre entrambe reduci dallo spareggio per qualificarsi ai quarti. Poi entreremo nel dettaglio. Puzzer subito dentro, prova il tiro Cerar, parte Marouane Taugui, cerca Knezevic, appoggia a sinistra dove c'è Tiziani, ancora Knezevic, si stacca Spetic, tocco invece per Sessi, chiude Puzzer e poi Spetic a sua volta. E riparte Brada ancora con Arcaba e riceve da Sessi, prova col mancino, anticipa la conclusione perché arriva Puzzer a gran velocità. E allora 0-0 dopo un paio di minuti di gioco. Ricordiamolo questa sfida, Olica Vanganel, campione in carica dell'anno scorso contro la Teccia. Ora Puzzer chiede un gioco pericoloso forse a De Panger, che lascia però correre. Di Sciacca, controtempo Puzzer, recupera ancora Di Sciacca. Cerar, buon ritmo in questo avvio, ancora Cerar, percorre la tre quarti avversaria, Petrini dentro, si trasforma in un assist per Puzzer che si coordina. La schiena del capitano Marco Sessi. Messa per Edil Muggia, si fa vedere Montebugnoli, anticipato da Sessi, poi bene Di Sciacca su Taugui, perde però il controllo del pallone, allora Knezevic ancora per Taugui, bravo Di Sciacca con la punta del piede. Spetic e Taugui in barriera. E invece un tocco corto per Cerar, uno schema, attenzione a Petrini, caricato da Spetic, poi riparte Tiziani, pesca molto bene Taugui, 1 contro 1 con Di Sciacca, il sinistro, col petto, col corpo, Jugovac. Quasi 6 minuti di gioco, non ci si stufa davvero qui sul campo 1, subito botta e risposta e ritmi veramente sostenuti, grande pressing di tutte e due le squadre. Già ripartito Vescovo, non ci sono pause in questo secondo quarto di finale. Bene Di Sciacca per Cerar che ha un pizzico di spazio, rientra su Taugui, ci mette il corpo Sessi, era ben indirizzato questo bolide. La tribuna del campo 1 inizia a fornire un colpo d'occhio degno di questo quarto di finale. Comunque il risultato è un piccolo spavento per Brada Impex. Knezevic, grande movimento con la suola su Vescovo che prova a fermarlo. Taugui finisce in porta. Non molto saggio questo movimento. Arcaba può riprovarci. Ancora Knezevic con la suola, grandissimo tocco di ritorno. E poi Cerar. Salvataggio che vale un gol questo per la difesa di Edil Muggia. Col pallone che ha rischiato di finire su una grigliata intanto qui alle nostre spalle. Vescovo. Ancora Di Sciacca. Verticale verso Montebugnoli che ha un pizzico di spazio. Non lo lascia girare Arcaba. Si fa vedere Di Sciacca a rimorchio. Puzzer, tocco di ritorno stupendo. Contento. Intuisce subito l'intenzione del sinistro a chiudere di Montebugnoli. E anche questo intervento vale un gol, o poco ci manca. Ancora Arcaba per Tiziani. Laterale sinistro che pesca Spetic, centrale, Sessi ha un po' di spazio, destro, Jugovac. E forse Edil Muggia non ha seguito la sfida di Brada con il White Café. Spazio per Sessi che la porta alla centra da lì. Poi Taugui ancora dentro, ma ancora Jugovac. Allora Di Sciacca preferisce giocare ancora con Jugovac. Vuole l'1 contro 1 con Montebugnoli che allunga la sua squadra, aggancia un pallone meraviglioso. E poi la gira di prima intenzione, precisa verso Petrini. C'è Di Sciacca che arriva a rimorchio. Di Sciacca! Traversa clamorosa.
Azione fantastica comunque, prima di tutto il gesto tecnico e atletico di Montebugnoli che aggancia una sfera difficilissima e la tiene lì. Poi bravissimo Petrini con i tempi perfetti per Di Sciacca, molto sfortunato. Vuole poi un numero di tacco Cerar che si ritrova ancora la palla in possesso. Puzzer, rimpallo su Di Sciacca. Petrini riesce a disorientare Skolnik, destro non certo potente ma velenosissimo. Contento, la battezza fuori, gli va bene. Entra Fichera al posto di Puzzer. E la sfera gli sfugge, quindi mancino un po' ciabattato. Può ripartire Jugovac da Cerar che si fa trovare a centrocampo. Doppi passi su Sessi! La rete di Edil Muggia! La rete di Marco Cerar, doppio passo a disorientare Marco Sessi, tiro di mezza punta quasi, Contento immobile. Che non è lo stato d'animo del centravanti della nazionale, ma è la posizione del portiere di Brada Impex. Non può far nulla su questo tiro che si insacca all'angolino. 1-0 Edil Muggia. Sembra il De Rossi dei bei tempi, lo trovi dappertutto, anche a centro difesa. Adesso pallone morbido in spaccata Massimo Bussi. Libera la pressione nella sua difesa. Contento per Spetic. Ormai ultimissime battute. Prova l'aggancio Arcaba, quasi diventa un tiro. Jugovac è ben presente e la fa sua. Arriva adesso il fischio di Carlo De Panger. Intervallo di questo secondo quarto di finale Krese Cup. 1-0 Edil Muggia, decide Cerar con un gran gol al minuto 17. Sfida, manco a dirlo, ancora aperta ad ogni esito e quindi soluzione. E allora pochi istanti e si ricomincerà col secondo tempo di questa sfida. Fischia Carlo De Panger, si ricomincia. 1-0 Edil Muggia che adesso si trova in difesa, in maglia bianca chiaramente. Decide Cerar al minuto 17. Riparte con Arcaba, Sessi, Spetic, Tauguida, Pasquala e Knezevic. Brada Impex subito con Marco Sessi. Stava per ripetere l'exploit di qualche sera fa. Va a un paio di spanne dal bersaglio grosso. Chiaramente contento tra i pali, ce ne eravamo scordati. Questa è la decisione di Carlo De Panger, gruppo arbitri Coppa Trieste. Sospetic, sponda per Taugui, sinistro defilatissimo. La palla sporcata da Jugovac finisce credo sull'ascella di Vescovo e ha rischiato anche il penalty, ma riesce soprattutto a salvare la sua porta. Chiaramente decisiva la deviazione di Jugovac che adesso esce con grande personalità. C'è ancora Di Sciacca. Cerar, la Pasquala su di lui. Un altro doppio passo di Cerar. Potente sì, ma stavolta non preciso il suo tiro. E col doppio passo ci sta prendendo gusto Marco Cerar che già 3-4 volte è andato a caccia del bersaglio grosso e una volta l'ha trovato. È pronto Contento per la ripresa del gioco. Arcaba. Diagonale verso Marco Sessi che ha un po' di spazio con l'esterno per Knezevic. Tocco di ritorno, Sessi col piattone! Signori, Marco Sessi sta diventando il bomber di Brada Impex. Ha regalato lui il quarto di finale ai suoi, adesso impatta questo match. Non seguito dal diretto avversario. Dopo la palla dentro di Sessi, lasciato libero di seguire la sponda di Knezevic, perfetta come quasi sempre accade. Minuto 7 preciso, pareggio di Brada Impex. Ancora Sessi che ha preferito il piattone alla potenza e ha avuto ragione, altro che. Adesso Fichera da metà campo lascia scendere la palla, Contento non si fida e la alza in calcio d'angolo. Ambizioso tentativo di Andrea Fichera che però questi colpi ce li ha nel bagaglio tecnico.
Sessi vuole disorientare Albertini, che vince il rimpallo e fa ripartire Bussi, che prova a sua volta a sfondare su Arcaba, che intuisce e recupera. Contento, lancio lunghissimo con le mani, sponda di La Pasquale, attenzione, il tocco sotto di Knežević. Ingenuità qui di Fichera, che si rende conto subito del retropassaggio troppo morbido, e Knežević, che è con tutto il rispetto una vecchia volpe, va subito in zona errore e con uno scavetto magistrale mette la freccia. Brada Impex in vantaggio. Vediamo subito la risposta con Petrini, che va via di forza a Taugui, arriva Sessi. Scontro frontale tra i due, palla Contento. Davvero meraviglioso il tocco sotto di Knežević. Qualsiasi altra soluzione avrebbe trovato Jugovac probabilmente. Ora Fichera, ancora Contento. Pallone che rimbalza a pochi passi dall'area di porta. Molto molto bravo a respingere verso l'esterno. Nuovamente Fichera corpo a corpo con Sessi. L'ultimo tocco è proprio dell'attaccante. Arcaba con la consueta visione di gioco per La Pasquale, che cicca il tiro, pesca Taugui, Jugovac. C'è ancora Knežević, controlla a seguire. Vescovo non vuole rischiare, lo anticipa ma concede corner. Grande parata di Alex Jugovac. Il corner per Brada, viene incontro Spetic che riceve. Si stacca Taugui per ricevere il tocco di ritorno a sua volta. Palla rasoterra, supera tutti. Subito aggressivo in pressing. Arcaba, La Pasquale, ben pescato. Prova a cercarsi lo spazio. Sinistro bomba, ancora Jugovac, poi Spetic, non è finita. Tocco dentro, manca la deviazione col tacco, credo, La Pasquale. E adesso al 13° della ripresa Brada Impex inizia ad avere qualche varco in più. Albertini incontro. Tocco di ritorno, Bussi sul secondo palo, riesce a controllare, palleggio elegantissimo, poi cerca Fichera, trova però Marco Sessi in chiusura. Era buona l'idea, per carità, meno l'esecuzione, poi non era facile. Vescovo, pallone dentro, Bussi! La pettina di testa, sfera che finisce fuori di un dito, forse due. Che occasione questa per Edil Muggia. E grande idea di Vescovo, che non ha voluto calciare, ma ha visto l'inserimento dell'attaccante. Adesso punizione Edil Muggia, c'è Petrini sulla palla. È un tocco corto per Vescovo, girata interessante, palla che però non scende. E quindi occasione solo potenziale. Adesso arriva il cambio, rientra Cerar, rientra anche Montebugnoli. Restano dietro Albertini, Vescovo e Petrini. Knežević in possesso palla, taglia La Pasquale alle spalle di tutti, viene pescato preciso. Bello il tocco di ritorno, ancora Knežević! Colpisce sporco, ma quel che basta per spedire la palla contro il palo e poi in fondo al sacco. 3-1 Brada Impex. Cinica, precisa, abile a sfruttare i momenti favorevoli. E le grandi squadre devono avere queste caratteristiche. E ora 3-1 diventa duretta per Edil Muggia, ma chiaramente non è finita. Doppietta per Radenko Knežević. Arriva Spetic a chiudere su Cerar, Tiziani la tiene in campo. Lungolina per La Pasquale. Riesce a trovare un po' di spazio, passa in mezzo a due, La Pasquale. Zolla Galeotta davanti a Jugovac, che col petto se la accomoda in due tempi. E adesso di nuovo Cerar. Non c'è spazio però, alla fine perde palla sul raddoppio di La Pasquale. Spetic di forza, prova ad andarsene. Arriva la sbracciata fallosa secondo Carlo De Panger. C'era Albertini in barriera, attenzione la rincorsa di Spetic, dovrebbe avere deviato Skolnik. Eh sì, vediamo che danno il 5 a lui, per cui gol di Skolnik. Ci ha messo anche del coraggio, neanche poco, perché ha deviato un bolide che sarà andato a 100 all'ora rischiando di essere sfigurato, e invece trova il gol che probabilmente chiude il discorso.
Non muore mai Edil Muggia, comunque ci riprova. Ancora Montebugnoli, ancora contento. Bussi a terra, non riesce il tap-in. E poi Tiziani in una zona molto delicata riesce anche a spazzare via. E 2 interventi mica da ridere, quindi Michele contento. Di temperamento, giocatore importantissimo. Ora Arcaba si scontra con Skolnik, è entrato anche Maio, che va subito a battagliare con Vescovo e recupera. C'è Spetic e c'è anche Skolnik, occhio a Maio, tocco per Skolnik che la vuole dare a Spetic. E qui si piace troppo Brada Impex. Poi si scontrano Montebugnoli e Petrini, senza pietà Maio che approfitta e realizza l'1-5. Specchio della serata piuttosto sfortunata per Edil Muggia, questa azione rocambolesca che porta Maio subito a bagnare col gol il suo ingresso in campo. Sinistro potente, preciso, davvero chirurgico del numero 10. E allo scoccare dell'ultimo minuto regolamentare, possiamo dirlo, ipoteca sulla semifinale di Brada Impex. Ora ancora Maio, resiste al ritorno di Petrini. Tiene palla anche su Albertini, vuole disorientarlo, riesce il tunnel, non c'è neanche il dubbio se era fallo o meno perché arriva il fischio finale di Carlo De Panger. Finisce anche il secondo quarto di finale di questa serata Crese Cup, 5-1 Brada Impex su Edil Muggia, che esce con un punteggio un po' troppo severo e comunque nonostante lo scarto con l'onore delle armi, per forza. Vantaggio proprio di Edil Muggia con Cerar nel primo tempo. Poi dopo l'intervallo Sessi, doppietta di Knezevic, Skolnik e Maio a dare l'1-5 definitivo a Brada Impex. A seguire tra pochissimi istanti avremo la Teccia in maglia rossa alla bardata, opposta ai campioni in carica di Olica Vanganel, partita assolutamente da non perdere.